Ancora una truffa, ancora un anziano finito nelle grinfie di persone senza scrupoli che approfittano della fragilità per derubare ancor più in questi giorni che precedono le festività, quando si presume che le persone abbiano più soldi nel portafogli per gli acquisti di Natale. L'ennesimo episodio è accaduto ieri a Sant'Andrea di Castelfranco, dove un anziano appena uscito dalla banca è stato avvicinato da una ragazza. Una familiare racconta l'accaduto. C'era una ragazza fuori della banca e le ha chiesto: ma sta poco bene? Sì, io dico non mi sento bene. "Ah, venga, venga", l'ha fatto salire in auto, che era fermo, lui è salito in auto, poi le fa: guardi, le do il numero di un dottore, se lei ha un pezzetto di carta io le do il numero. E lui, siccome era un po' così, ha aperto il portafoglio. Bastano pochi istanti ed il furto con destrezza è compiuto. Lei ha fatto il giro della piazzetta, l'ha scaricato, quando è andato a casa si è accorto che le aveva rubato i soldi, 250 euro. Del fatto sono stati avvisati i carabinieri. La giovane si è dileguata. È una ragazza giovane, capelli lunghi neri, carnagione chiara, un'auto scura